Grave schianto tra due auto stamane a Lughignano di Casale sul Sile. Una delle vetture prende fuoco, nell'altra viaggia una mamma con due figlie piccole. Una muore poco dopo in ospedale. Al volante senza patente per evitare un posto di blocco causa un incidente stradale, scappa senza prestare soccorso e poi simula il furto della vettura. 21enne di paese denunciato dai carabinieri. La caccia ai rapilatori di Altivolo è ritrovata vicino alla casa delle due anziane vittime, l'auto usata dai banditi nella fuga, la coppia di coniugi ancora sotto shock. A quasi 2 mesi dall'omicidio di Elisa Campeol siamo tornati nel luogo dove si è consumato l'orrore. Anche in questo periodo ferragostano, una zona solitamente molto frequentata, resta praticamente deserta. Dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare, quanto scrive il commissario per l'emergenza Covid in una lettera indirizzata alle regioni. Zaia dice: noi siamo già pronti. Tamponi a pagamento da domani, i test si potranno fare non solo all'ex dogana di Treviso ma anche nei Covid point di Altivolo e Conegliano. I Green Pass, il Viminale emana la circolare esplicativa sui controlli, gli esercenti potranno verificare discrezionalmente i documenti di identità, categorie però all'attacco, ancora poca chiarezza e troppi aggravi. Il lupo continua a predare nel Bellunese, la denuncia di un allevatore il cui gregge ha subito 4 attacchi in 10 giorni sul Monte Serva, nel capoluogo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che si apre purtroppo ancora una volta con una tragedia della strada. Una bambina di 9 anni ha perso la vita questa mattina a Lughignano di Casale sul Sile in un drammatico incidente stradale. L'ennesima vittima della strada di questa estate, funestata di lutti. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale, cui spetterà ricostruire la dinamica, tuttora al vaglio, e stabilire le responsabilità. Velocità, distrazione, queste cose qua, così, incidenti ne capitano dappertutto. È morta qualche ora dopo il ricovero in ospedale la piccola Andrea Maria Cretu, bambina di 9 anni, rimasta ferita questa mattina in un violento scontro frontale tra due auto in via Nuova Trevigiana, a Lughignano di Casale sul Sile. Erano le 8:40 quando i residenti hanno sentito il rumore dello schianto tra una Volkswagen Golf condotta da una 30enne romena, residente con la famiglia a Casale in via Benedetto Croce, e una Fiat Tipo, al volante della quale c'era una 50enne di Roncade. Dall'auto di quest'ultima prima si è levato del fumo, poi le fiamme. La conducente è scesa da sola dal veicolo. Sandro Zamuner, caporeparto dei Vigili del Fuoco di Venezia, a casa per le ferie, è subito intervenuto con un estintore per spegnere l'incendio, che poteva essere devastante anche per la vettura accanto, su cui viaggiavano la 30enne, la sorella di 31 anni e le due figlie di quest'ultima di 9 e 2 anni, entrambe allacciate ai seggiolini. Ma Andrea era priva di conoscenza, forse sorpresa nel sonno da quell'impatto violento. Zamuner ha praticato le prime manovre rianimatorie. Qualche minuto e sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM 118. La bambina è stata intubata e trasportata d'urgenza al Cafoncello, dove si è spenta poco dopo. La piccola di 2 anni ha riportato solo ferite lievi, così come le 3 donne. Un dramma che colpisce 2 comunità, quella di Mogliano, dove vivono papà Sergiu Cretu e la moglie Zinaida, e quella di Casale. Parla da residente, il vigile del fuoco intervenuto per primo parla della pericolosità di via Nuova Trevigiana. Noi abitiamo qua e assistiamo spesso a queste mattanze. Purtroppo non si fa niente per migliorare. I residenti hanno chiesto più volte alle istituzioni di fare qualcosa. Questa strada è molto trafficata, ci sono stati parecchi incidenti, non è illuminata, di notte è molto buia e poi non sono curati i fossi, le erbe non sono tagliate, una moria continua di gente. Per Casale è la seconda vittima della strada in pochi giorni dopo il nonno vigile investito sabato. I residenti di via Nuova Trevigiana chiedono provvedimenti urgenti. Lo abbiamo sentito, la replica del sindaco Stefano Giuliato. Il secondo incidente mortale in una manciata di giorni per Casale sul Sile. Il sindaco Stefano Giuliato è rimasto tutta la mattinata in stretto contatto con la polizia locale per cercare di capire cosa fosse accaduto, sperando, come tutti, che la piccola Andrea potesse farcela. Siamo costernati, distrutti, perché sono cose che lasciano il segno e ci fanno pensare molto. Porgo sicuramente le mie condoglianze alla famiglia colpita e chiaramente adesso ci adotteremo per capire effettivamente, a seguito delle perizie che arriveranno dalla stradale, quali sono state le cause, in modo tale anche da capire come intervenire in questi appelli.
I residenti di via Nuova Trevigiana sono categorici: la strada, una provinciale, è pericolosa, occorre maggiore manutenzione e metodi più drastici per evitare l'alta velocità. Ma il tema è complesso, trattandosi di un'arteria di attraversamento che non compete direttamente al comune. La Jesolana è una strada provinciale che abbiamo sotto i riflettori, c'è un tavolo aperto anche in prefettura. Di quella strada abbiamo parlato nell'ottobre del 2018 proprio con la commissione sull'ufficio viabilità della provincia di Treviso e anche con la prefettura, quindi torneremo sicuramente a quel tavolo proprio per capire se effettivamente si può fare qualcosa in più. Il resto lo possono fare i singoli comportamenti dei conducenti di auto, moto e camion. Giuliato lancia un appello accorato. Mi viene da dire chiaramente, dopo questi due sinistri, a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che si stanno mettendo in viaggio per le vacanze o che rientreranno dalle vacanze: massima attenzione sulle strade, rispettate il codice della strada, evitate di tenere in mano telefonini o altre cose, quindi occhi ben puntati sulla strada. Al volante senza patente per evitare un posto di blocco ha causato un incidente stradale con un'altra auto, ha poi abbandonato pochi minuti dopo la vettura e in serata ne ha denunciato il furto ai carabinieri per farla franca. I fatti sono successi il 14 luglio scorso a Campo d'Arsego, nel Padovano. Protagonista un 21enne di paese, già noto alle forze dell'ordine. Ora i carabinieri di Montebelluna hanno chiuso le indagini e scoperto il tentativo di raggiro, denunciandolo per simulazione di reato, omissione di soccorso e guida senza patente. Nell'incidente che il giovane ha provocato era rimasta ferita in modo serio una 64enne di Campodarsego che il 21enne non si era fermato a soccorrere, scappando prima di fingere con i carabinieri il furto dell'auto. La donna ha subito diverse fratture con prognosi superiore ai 40 giorni. Adesso la caccia dei carabinieri e i rapinatori di Altivoli, 2 anziani minacciati con un coltello alla gola dai banditi che sono poi scappati con 4.000 euro, ritrovata l'auto dei banditi. È lungo questa strada, in via Madonnetta e Caselle d'Altivole, che i carabinieri hanno ritrovato l'auto abbandonata dai rapinatori in fuga dopo il colpo nella casa dei coniugi Dalbello, in via Piave, a solo mezzo chilometro di distanza. Lunedì, poco prima di mezzanotte, la banda si era intrufolata nell'abitazione arrampicandosi sul retro ed entrando dalla finestra al primo piano. Una volta dentro, i malviventi, minacciando i 2 ottantenni con coltelli puntati alla gola, si erano fatti consegnare il denaro nascosto nei cassetti, facendo un bottino di 4.000 euro. Poi la fuga, dapprima a piedi lungo via Piave e quindi lungo le vie laterali. Qui, dove è stata ritrovata l'auto, una Mercedes classe E con targa di un paese dell'est Europa, i rapinatori probabilmente sono saliti su un altro mezzo per continuare la fuga e forse ad aspettarli c'erano uno o più complici. Tutte ipotesi ora al vaglio delle indagini coordinate dalla Procura di Treviso e condotte dal nucleo operativo dei Carabinieri di Castelfranco. Oltre agli accertamenti in corso sull'auto, la caccia ai banditi procede con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza assenti nelle immediate vicinanze del delitto e quindi i carabinieri stanno vagliando quelle comunali, allargando via via il raggio delle ricerche. Forse proprio una di queste potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile a risalire agli autori della spaventosa rapina. E mentre le vittime, Giuseppe Dalbello e la moglie Dina, col conforto dei figli cercano di riprendersi dallo shock, anche la comunità di Altivole, colpita recentemente da una serie di furti nelle case, appare scossa da un crimine di questa natura, una rapina a mano armata ai danni di persone anziane e indifese. Questo che fa paura, perché avendo un anziano in casa come me, questo ti mette ancora più angoscia. C'è fatti che sinceramente ti lascia un po' l'amaro in bocca e confidiamo nelle forze dell'ordine. Credo che sia giusto fare giustizia il più possibile, perché io non sono dell'idea che non è possibile fare una cosa del genere per del denaro, e soprattutto a delle persone che non possono nemmeno difendersi e nemmeno aiutarsi. Chiunque sia, che vengano trovati il più presto possibile. Sono passati quasi 2 mesi dal terribile omicidio di Elisa Campeollo. Siamo tornati a Moriago della Battaglia, nel luogo dove si è consumato questo atroce delitto, un luogo dove l'eco di quell'orrore non è spenta.
Ad oltre un mese dall'omicidio di Elisa Campeol, qui nell'Isola dei Morti, come potete vedere, ci sono pochissime persone, anche poche macchine nel parcheggio, e questa è la settimana di Ferragosto, dove ogni anno in realtà c'era sempre stata tantissima gente. Il caldo torrido, il Piave in secca ed ancora negli occhi e nella mente quel terribile giorno quando Elisa è stata accoltellata senza pietà, un luogo che non riesce ancora a scrollarsi di dosso quel sangue. In un'intera mattinata incontriamo poche persone, fra loro un'anziana signora che quel maledetto giorno si trovava, ci racconta, ad una 50 di metri dal luogo della tragedia. Io ero qua. Lei era qua? A 50 metri da dove che mi spoglio e che dopo vado. Lei non ha paura adesso di venire? Ho paura perché non ho più neanche il cane, lo sa cosa vuol dire, non so dove andare, vengo sempre qua perché sembra che sia tranquillo qua. Il sole batte e regna un silenzio quasi irreale. La stella più luminosa, RIP, anima bella, frasi che sono state scritte su dei sassi e poi tanti fiori per ricordare Elisa Campeol, trucidata proprio in questo punto sul Piave. Una famiglia con i bimbi ha scelto di venire qui per fare un picnic. La vita va avanti, ci dice. Fermo restando che probabilisticamente è già successo, quindi adesso ci si augura che non succeda più, ma in ogni caso insomma la vita va avanti, no? Più rischioso il Covid o tante altre cose, insomma attraversare la strada senza guardare, quelle purtroppo sono delle cose che possono accadere nella vita, e però non possiamo fermarci di fronte alla paura, se no non facciamo più niente. Vicino al monumento anche dei turisti di Padova. Adesso che ci penso si fa un po' pensare, prima non avevo collegato le cose, ecco. Non saprei, è da sperare che la cosa non sia una cosa che poi debba ripetersi. Da augurarselo perlomeno, ecco. Fabrizio Biscaro, l'assassino, rimane in carcere a Treviso sotto trattamento farmacologico. Tra il 7 e l'8 settembre dovrà essere conferito l'incarico per la perizia psichiatrica. Solo dopo sarà deciso se il 34enne dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. A Pieve di Soligo intanto il paese cerca di andare avanti. In via Pati rimane quel cartello "Affittasi" e quella porta chiusa, il bar di Elisa. Tutto qui si è fermato quel maledetto giorno del 23 giugno. Parliamo del Covid adesso, perché la Regione è pronta a aprire alle vaccinazioni dirette, quindi senza prenotazione per i teenager, la fascia dai 12 ai 18 anni. La richiesta è arrivata dal commissario Figliuolo a tutte le regioni nelle scorse ore, è stata subito pronta la risposta, pronti a partire, ha detto Zaia, la disponibilità di vaccino c'è. Rispetto all'accesso libero per queste fasce di età, e quindi fino ai 19 anni, ne avevo già parlato con il generale Figliuolo, mi aveva anticipato ovviamente questa sua volontà. C'è da dire che il Veneto ha già fatto degli accessi diretti e in questo momento non esiste assolutamente un problema di posti in agenda per vaccinarsi. La macchina sanitaria veneta è quindi pronta ad applicare la nuova indicazione del commissario Figliuolo, che in una lettera delle scorse ore alle regioni ha chiesto di aprire dal 16 agosto le vaccinazioni dirette per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni. Questo significa che per i teenager non sarà più necessaria la prenotazione. La disponibilità di vaccino del resto è ai massimi storici, con Zaia che nei giorni scorsi aveva parlato di 1 milione di dosi per il mese di agosto. Le stesse prenotazioni, a ben guardare, vengono ormai evase in tempo reale. Voglio ricordare che qualsiasi cittadino, in particolar modo mi riferisco anche a questa fascia d'età, ma comunque qualsiasi cittadino può recarsi tranquillamente ai centri vaccinali prenotandosi, e lo fa in tempo reale, cioè vuol dire che oggi siamo nelle condizioni di dire ai veneti che si possono prenotare e fare il giorno stesso o al massimo il giorno dopo la loro vaccinazione. Nelle prossime ore l'allineamento operativo con le ULSS del territorio, che sono comunque chiamate a un ulteriore impegno, soprattutto in termini di personale. Appronteremo modalità nella riunione con i direttori generali di domani mattina atte per cui si possa arrivare a un accesso diretto. Intanto sul fronte dei tamponi a pagamento sono stati 136 quelli effettuati all'ex dogana di Treviso nel giorno ieri dell'introduzione delle nuove indicazioni relative all'attività di testing nel piano di sanità pubblica. Complessivamente i tamponi effettuati ieri ai Covid Point dell'US 2 sono stati 1390, in sensibile calo quindi rispetto ai 1889 del martedì precedente. Al fine di agevolare l'utenza che deve effettuare il cosiddetto test a pagamento, l'US 2 ha perciò deciso di estendere questa opzione
attenzione, già a partire da domani, anche ai Covid Point di Altivolo e Conegliano, quindi non soltanto all'ex dogana di Treviso. Come già avviene per l'ex dogana, chi deve fare il tampone a pagamento deve preventivamente prenotarsi contattando lo 0422 210 701, ripeto 0422 210 701. Intanto sul fronte dei contagi in Veneto nelle ultime 24 ore 620 nuovi casi positivi e il maggior numero proprio nella Marca con 130. Il picco della cosiddetta quarta ondata è atteso nei prossimi giorni a Ferragosto. L'aumento c'è, graduale ma concreto, e lo certifica anche l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Mentre il tasso di occupazione ospedaliera di pazienti Covid nei reparti di area non critica resta al 5% a livello nazionale, il Veneto vede un aumento dell'1% di ricoveri nelle ultime 48 ore, arrivando al 3%. Il fenomeno è sotto controllo e lo vediamo, la curva è decisamente più bassa rispetto agli andamenti e le altezze che vediamo nelle curve precedenti, ma una piccola crescita c'è stata, quindi in termini assoluti tutto sotto controllo, in termini relativi invece sappiamo che se dovessimo andare ad incontrare una nuova ondata, quella curva tornerebbe alta, cioè niente di nuovo sul fronte, quindi di nuovo sono i nostri comportamenti che fanno sì che queste curve si alzino o si abbassino. Non è il virus, siamo noi che dobbiamo tenerlo sotto controllo. Il nodo cruciale resta questo, mentre di pari passo il contagio sta per toccare il picco previsto in settimana, prima del giro di boa, come l'ha chiamato il governatore Zaia. Nei giorni imminenti al Ferragosto si raggiungerà questo picco di questa ondata che è stata chiamata la quarta ondata, e entro la fine del mese di agosto si attende un ritorno veramente in basso della curva dei contagi. A raccontare quanto pesi l'efficacia del vaccino sono i grafici delle curve che raccontano la storia della pandemia da 1 anno e mezzo a questa parte. Salta all'occhio un dato: la curva dei contagi oggi è addirittura più alta di quella di aprile 2020, in piena prima ondata, mentre la curva dei ricoveri odierni è nettamente più bassa rispetto allo stesso periodo. Cos'è cambiato rispetto allora? È cambiato che abbiamo imparato a conoscere il virus, qualche arma in più ce l'abbiamo e soprattutto abbiamo i vaccini. Il vaccino, detto in parole povere, serve principalmente per non finire in ospedale e non mettere in ginocchio i reparti, soprattutto le terapie intensive. Anche qui vediamo situazione sotto controllo, ma comunque una leggera crescita anche della terapia intensiva a fronte di un aumento repentino del contagio. Delta al giro di boa, resta il problema delle altre mutazioni, ma anche in questo caso l'arma esiste. Di varianti ce ne sono tantissime, le si potrebbe registrare tutti i giorni, perché ogni volta che il virus fa una copia diversa rispetto alla versione precedente. L'importante appunto è che non nasca una variante in grado di sfondare il vaccino. Lo sappiamo noi a priori? No, non lo sappiamo, ed è per questo che dobbiamo limitare la circolazione del virus, proprio per scongiurare la nascita di una variante che sia in grado di aprire la porta del vaccino. Quindi vaccinandoci tutti e il più velocemente possibile potremo far in modo di bloccare la circolazione del virus e quindi la nascita di eventuali nuove varianti pericolose. Poi il tema dei Green Pass e dei controlli: è arrivata l'attesa circolare esplicativa del Viminale, ma tra gli esercenti è ancora caos. Attesa da giorni è arrivata la circolare esplicativa sul Green Pass, che di fatto annuncia la tolleranza zero da parte del Viminale, quindi delle forze dell'ordine, anche con monitoraggi a campione. Questa è la linea a cui si devono conformare ora le prefetture del territorio, ma il vero nodo riguarda gli esercenti, con la nota ministeriale che impone loro di chiedere sempre la certificazione verde, mentre è discrezionale la richiesta al cliente di esibire il documento d'identità. Verifica che però si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, quando cioè appare manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Così afferma la circolare. Apriti cielo con i diretti interessati che, letta la nota, hanno strabuzzato gli occhi. Ma è un aspetto soggettivo. Di cosa stiamo parlando? Giovane e anziano, uomo e donna, e qui sta la manifesta incongruità tra l'identità di una persona e un certificato, un Green Pass che dimostri la possibilità di accedere all'interno dei nostri locali. Qui si apre un vaso di Pandora, perché abbiamo numerosissimi problemi che possono venire fuori, non per ultimo ad esempio il caso in cui ci sia una persona che sta compiendo un percorso di transizione
per cambiare il proprio sesso e che ha in questo caso un documento con un nome ancora del genere in cui è nato, ma non del genere in cui si riconosce. Quanto alla sanzione, risulterà applicabile nei confronti del solo avventore laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. Un altro chiarimento che per alcuni più che semplificare la vita la complica. È una circolare che non dice nulla, che forse crea ancora più dubbi, e quindi l'unica cosa che ci viene da dire è sperare che il nostro emendamento nelle prossime settimane, quando verrà votato in Parlamento, passi e ci tolga definitivamente l'onere del controllo, riponendolo solamente nelle forze dell'ordine. Ancora una volta facciamo la nostra parte e facciamo anche la parte di qualcun altro, per cui speriamo che tutto questo serva, ma crediamo che sia solo un ulteriore aggravio di ulteriori obblighi. Perplessi anche numerosi sindaci del territorio, come il primo cittadino di Spresiano. È da 1 anno e mezzo che escono decreti poco chiari che necessitano di circolari successive per essere spiegati. E ora il video che sta circolando sui social e sul chat di un'auto che percorre il sottopasso pedonale davanti alla stazione dei treni di Treviso. Una Mercedes sarebbe quindi scesa, come vedete in queste immagini, dalle scale che portano al sottopassaggio, percorrendone un tratto e poi arretrando in retromarcia. Dal comando della polizia locale fanno sapere di non aver avuto segnalazioni in tal senso. Non è chiaro l'orario né il giorno in cui può essere avvenuto un simile incidente. Di certo le immagini stanno diventando virali, come era già successo poche settimane fa, lo ricorderete, per il cervo ripreso mentre attraversava le strade del centro città. Importanti novità sul fronte dei ristori per i truffati delle banche ex popolari venete, disposti 517 milioni di pagamenti. Con il ministro D'Incà, che intervistato dal nostro direttore Luigi Baccialli, ha assicurato tempi certi per la liquidazione. Migliaia le famiglie venete e anche trevigiane interessate. Finalmente arriviamo a 517 milioni di euro che vengono stanziati per le persone che hanno avuto una truffa da parte delle banche, in particolare modo di quelle venete, delle due popolari. Abbiamo sbloccato fino ad oggi 88.000 domande su 124.000 di quelle forfettarie, e sapete che in tutto le domande sono 144.000, quindi sono tantissime famiglie venete. Si apre un nuovo binario di ristoro per gli azionisti delle popolari venete nelle settimane in cui a livello nazionale tiene banco il caso Monte dei Paschi di Siena, con il dossier nelle mani dell'altro ministro bellunese Daniele Franco. L'accelerazione per le vittime dei crack veneti è arrivata grazie a un accordo tra Agenzia delle Entrate e Consap, ovvero la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. In maniera tale che 23.000 famiglie possono avere in tempi certi e brevi finalmente il loro indennizzo, perché in questo momento abbiamo delle difficoltà per la verifica del patrimonio immobiliare di chi aveva, diciamo, un reddito IRPEF nel 2018 superiore a 35.000 euro, ma un valore del patrimonio immobiliare inferiore a 100.000 euro. In questa maniera la commissione tecnica, che è collegata alla Consap, potrà verificare in maniera molto più veloce e, diciamo, riuscire ad indennizzare finalmente queste persone, che del resto queste 23.000 persone bloccano le altre 11.000, cioè quelle che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro ma avevano danni superiori ai 50.000 euro. Strette le tempistiche che il ministro ha assicurato al direttore Luigi Baccialli. Quando saranno erogati mediamente, insomma, questi soldi? Vedendo la velocità in questo momento con cui ci stiamo muovendo, io mi auguro che entro fine anno abbiamo chiuso tutti quanti gli indennizzi a queste persone che hanno avuto il danno, e di fatto il fondo indennizzo risparmiatori, che conta 1.575, quindi 1.575 milioni di euro, possa essere interamente destinato alle persone truffate. Adesso le notizie dal bellunese. Dove è sempre più drammatica la situazione per ACC. La deadline è stata fissata a ottobre dal commissario straordinario Maurizio Castro. Stamattina la riunione d'emergenza del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Facce buie e clima teso. Dal balcone al primo piano del municipio di Borgo Valbelluna arriva l'eco dei toni forti che oggi hanno ragion d'essere, perché per ACC la situazione è più che drammatica. ACC ha assolutamente bisogno che il governo acceleri quelle ipotesi di risposte che aveva immaginato, perché abbiamo bisogno di un sostegno vero.
Nel salone di rappresentanza, l'uno di fronte all'altro, i rappresentanti socio-istituzionali del Consiglio di sorveglianza di ACC, convocato d'urgenza da Elena Donazzan, d'intesa con il primo cittadino di Borgo Valbelluna, in collegamento il ministro D'Incà, il presidente della provincia di Belluno Padrini, il direttore di Confindustria Ferrazzi. Stride l'assenza ingiustificata della pattuglia dei parlamentari bellunesi, ad eccezione del senatore Badole, impossibilitato a partecipare per problemi personali. Abbiamo bisogno di aiuti e questo lo può fare solo il governo. Quello che il territorio poteva fare, quello che ha potuto fare il comitato di sorveglianza socio-istituzionale, quello che hanno fatto i lavoratori, era tutto quello che potevamo fare. Ora la palla è veramente solo nelle mani del governo. I tempi sono già fuori dalla soglia di sopravvivenza, avverte il commissario straordinario Maurizio Castro. Ormai l'azienda non sta più in piedi, con i mesi di ottobre il commissario ha detto che non ci saranno più le condizioni per la continuità industriale e quindi oggi non portiamo a casa nessun risultato, oggi portiamo a casa l'impegno, ancora una volta confermato da tutti i partecipanti, di fare il possibile perché ad ACC arrivano i fondi necessari per mantenerla in vita. Non c'è un disegno bello e chiaro e preciso. Se lo stabilimento è ancora aperto è grazie anche ai nostri sacrifici e sacrifici del territorio, ascoltateci e vogliamo un incontro al governo insieme al ministro Giorgetti o alla Todd e chi segue insomma l'avvertenza. I 300 lavoratori hanno rinunciato a parte del loro stipendio, tuttavia stanno lavorando sodo perché le commesse non mancano. Questo è un settore su cui si deve investire, non si può permettere che un'azienda che oggi è in amministrazione straordinaria del governo sia dal governo, dal suo datore di lavoro, trattata così senza la giusta importanza e la giusta e somma urgenza. Adesso è ora di smetterla, ognuno deve assumersi tutte le loro responsabilità, tutte le sue responsabilità e bisogna fare tutti quanti quello che è possibile fare per salvare questa azienda. Il lupo continua a predare nel bellunese. La denuncia di un allevatore il cui gregge ha subito 4 attacchi in 10 giorni sul Monte Serva, nel capoluogo. Il danno oltre la beffa, pianta le recinzioni sul Monte Serva per tutelare il suo gregge nelle ore notturne grazie al contributo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e il lupo si presenta prima dell'imbrunire. 4 predazioni in 10 giorni a Belluno nonostante il bestiame al pascolo di Diego Furlan fosse sorvegliato da 4 cani da guardiania. Fino all'anno scorso così le tenevo e le liberavo solo di notte per il discorso che pensavo che le predazioni vengano solo di notte insomma. Invece adesso devo lasciarli liberi anche di giorno per il discorso delle predazioni che vengono verso sera insomma e durante il giorno. L'altro giorno per esempio me l'ha fatte che erano i cani liberi e c'era una nebbia che non si vedeva neanche a 1 metro e purtroppo l'ho trovata la mattina, era mangiata da sto lupo insomma. Per pastori e allevatori da tempo non c'è più pace, il lupo continua a rappresentare il nemico numero 1 per chi è dedito alla pastorizia. I cani da guardiania, tutt'altro che docili, un pericolo per chi va a passeggiare in montagna ed è agli escursionisti che si rivolge Diego Furlan. I cani sono liberi, la gente deve stare un po' attenta insomma che quando vengono su col cane al guinzaglio e che stanno attenti di non andare proprio vicino al gregge. La crociata antilupo portata avanti in questi anni dagli allevatori non ha trovato riscontro e i ristori ripagano solo parzialmente gli sforzi di chi è impegnato nel settore. È un grosso problema negli ultimi anni qua specialmente, è un grosso problema perché non riusciamo più a lavorare come si lavorava una volta, insomma bisogna essere tutto sotto controllo perché è lui che ci controlla quando siamo al pascolo e così. E una volta dicevano che lavorava solo di notte, invece adesso lavora anche di giorno. Cambiamo argomento. In Val Visdente, in località Piede della Costa, è stato inaugurato il Palco Vaia, interamente realizzato con il legno ricavato dagli schianti dell'omonima tempesta che nessuno può dimenticare. Sono passati 3 anni e siamo qui a ricordare. Il passaggio di Vaia ha lasciato una ferita che è ancora aperta. Il bosco ha fatto cadere i suoi alberi, ma sta rinascendo. In Val Visdente la ferita lasciata dalla tempesta Vaia è pesantissima e ancora aperta, ma la rinascita è iniziata grazie a un percorso che sta coinvolgendo enti e popolazione. Il progetto si chiama Riambientiamoci e ai piedi del Peralba si è concretizzato con un'idea che vuole riportare le persone a vivere quei luoghi. Casa Armonica è un'idea, ma è anche un progetto che sta prendendo forma. Il palco di risonanza oggi ha accolto quelli che sono gli
echi della natura, i suoni e la musica che vogliono rianimare questo territorio e questo spazio in particolare. Per la realizzazione del progetto è stato utilizzato il prezioso legno di risonanza dei boschi della Val Visdende. È nato così il Palco Vaia. Alle spalle c'è uno scenario ambientale fatto di metà bosco steso e metà bosco che per fortuna si è salvato 3 anni fa, e da qui è nata l'idea di avere 91 elementi che dal primo che sta steso e che rappresenta il bosco post Vaia arriva all'ultimo che sta in piedi e che rappresenta un albero ancora in piedi. Una rappresentazione naturale che vuole ricordare le due facce di Vaia, la distruzione prima e la rinascita poi grazie alla musica. Ad inaugurare il Palco Vaia il concerto dei musicisti del gruppo Echi della Natura, l'Academy che da qualche anno ospita in Cadore giovani violinisti e violoncellisti. La prima parte del progetto è stata ideata e coordinata per la Regola di Casada con la partecipazione di Fly CGL Belluno grazie al finanziamento di CAF CGL Nord-Est. Grazie a quelli di cui di solito ci si dimentica, che in realtà sono quelli che fanno parte della regola, i regolieri, che circa un anno fa con un semplicissimo gesto, con un'alzata di mano ci hanno dato la possibilità di acquistare quest'area, questa casera, tutto questo appezzamento di terreno, e quindi porre le fondamenta più che un progetto, un'idea, e l'idea è di portare qualcosa di diverso in Val Visdende. Queste suggestive immagini, ci fermiamo qui e ci salutiamo, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com, sicuramente in vacanza. Previsioni per giovedì 12 agosto. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso con assenza di precipitazioni. Rispetto a mercoledì le temperature di notte saranno in aumento leggero o moderato e di giorno senza variazioni di rilievo. Minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 30 e 35 gradi. Venti deboli o moderati in alta montagna da nord-ovest, sulla costa in prossimità di rilievi e regime di brezza, altrove con direzione variabile. Mare calmo. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno, clima molto caldo a causa dell'anticiclone africano, qualche isolato piovasco relegato ai rilievi possibile sulle aree dolomitiche. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime fra 32 e 33 gradi. Afa elevata su coste e aree urbane, venti a regime di brezza, mare poco mosso. Sul Trentino Alto Adige al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in aumento. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato, a parte temporanei annuvolamenti sui rilievi, ma associati a scarso rischio di precipitazioni. Temperature minime 19 gradi, massime fra 33 e 36 gradi. Venti a regime di brezza, mare calmo o poco mosso. Dal meteo è tutto, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com, sicuramente in vacanza.